Eccoci, andiamo in Germania, sempre che mi lasciano entrare alla frontiera. Eccoci a Berlino, ci hanno lasciato entrare nonostante i problemi col coronavirus nell'Italia del Nord. E in realtà lo sapevo, mi sono informato sul sito della Farnesina, tra l'altro vi consiglio, c'è un'app molto utile che si chiama Unità di Crisi se non sbaglio, e sono super aggiornati sulle condizioni dei vari paesi, se lasciano o non lasciano entrare e che cosa serve. Qua basta compilare un documento con i propri dati e un possibile contatto in caso di emergenza. Quindi eccoci qua, oggi è il 3 marzo e non restiamo qui a Berlino, siamo solo di passaggio. In realtà l'obiettivo è andare sulla costa nord di fronte alla Danimarca e l'idea è di andarci con l'autostop. È passata un'oretta, non mi ha raccolto nessuno, secondo me perché i posti che ho scritto sono troppo distanti. Adesso provo a scrivere qualcosa di più vicino, vediamo. Ed è anche importante essere carini e coccolosi. Ok, è passata ancora mezz'ora, quindi provo a cambiare il mio sistema. Utilizzerò il pollice e non il cartello perché non sono sicuro di aver scritto le cose giuste. Non sta funzionando come mi aspettavo, quindi mi sa che cambio strategia, adesso penso a qualcos'altro. Allora, intanto mi incammino e dovrei stare 2 giorni camminando 24 ore su 24, che non è tantissimo. Quindi, non so, tra un po' magari faccio di nuovo l'autostop. Spero soltanto di trovare un posto dove poter mettere la tenda stanotte, che in città la vedo dura. Ok, cambio piano definitivo, ho deciso che vado a Berlino centro, dormo in un ostello e domani prendo il Flixbus per andare su fino a Stralsund, perché con questo tempo non ho nessuna intenzione di fare 250 km. Devo ammettere che mi dispiace un sacco aver abbandonato la missione dell'autostop o del camminare 250 km, però c'è una bella differenza tra una cosa difficile e una cosa stupida. Sì, perché fare 250 km a piedi è difficile, farli sotto la pioggia senza scarpe impermeabili è stupido. Guarda che lo sanno che stai soltanto cercando di autoconvincerti di aver fatto la scelta migliore. Per voi il lato positivo è che vi faccio vedere un po' Berlino. Ma voi lo sapevate che il simbolo di Berlino è un orso? E questo perché la parola Berlino deriva dalla parola tedesca che sta per orso, che si dovrebbe pronunciare circa tipo Bea. E questo mi ricorda un po' il Giappone, in particolare Kumamoto, che è una città che ha come simbolo un orso, proprio perché Kuma significa orso. Orgokan, mi sembra di essere tornato in Giappone. Sapete che anche qui a Berlino, in particolare nell'est, i semafori stradali hanno il cappello. Bene, e tra una chiacchiera e l'altra sono giunto all'ostello.
Ok, ripartiamo. Oh. No, vabbè, incredibile. Questo viene dalla Guida Galattica per autostoppisti, è uno dei miei libri preferiti. È bellissimo. E poi parla di autostoppisti, cioè, perfetto. È importante notare come all'improvviso e contro ogni probabilità un capo d'olio si fosse materializzato a molte miglia dalla superficie di un pianeta alieno. E non essendo questa condizione naturalmente sostenibile per una balena, l'innocente creatura ebbe pochissimo tempo per accettare la propria identità. Ecco che cosa pensava mentre cadeva. Oh, che succede? Chi sono? Perché sono qui? Qual è il mio scopo nella vita e soprattutto che significa chi sono? Ok, calma, riprendiamo. Ah, che sensazione interessante. Che cos'è? È come un pizzicorino alla... sarà il caso di cominciare a dare un nome alle cose. Chiamiamola coda. Sì, coda. Ehi, che cos'è questo fragore che mi sibila intorno a quella che chiamerò testa? Vento. Com'è come nome? Funziona? Sì, ho le vertigini da cose nuove. Sarà il vento? Ce n'è veramente un sacco adesso, eh? E che cos'è che mi sta venendo incontro tanto in fretta? Così grande, così piatta e tonda? Ci vuole un nome altisonante, anzi, altisuonante. Suolo. Perfetto, suolo! Chissà se diventeremo amici. Ciao, suolo! Se non l'avevate capito, questa era una citazione della Guida Galattica per autostoppisti, tra l'altro una delle mie parti preferite. Adesso invece andiamo a prendere il Flixbus perché mi sono reso conto che con questi due zaini non posso camminare troppo. Per il cammino che voglio fare ad aprile mi sa che dovrò portare meno roba. Ok, allora voi vi starete probabilmente chiedendo che cosa vi sto mostrando e allora vi dico che dal principio sono partito con la Porta di Brandeburgo, che è uno dei monumenti più famosi, forse il più famoso di Berlino. Poi siamo andati nel Tiergarten, che è un enorme parco nel centro di Berlino ed è pieno di monumenti e di cose strabelle da vedere. Il più famoso è la Colonna della Vittoria, che è quella con la statua dorata in cima. E alla fine vi ho fatto vedere il muro di Berlino, il percorso che è segnato sulla strada e infine il checkpoint Charlie, che era un posto di guardia. Ok, quindi lo vedete? L'orso di Berlino. Ed eccoci finalmente arrivati al Flixbus. Perché prendo il Flixbus? Perché costa molto ma molto di meno del treno. Pensate che il treno sarebbe costato 45-50 euro, col Flixbus invece ne spendo solo 15. Eccoci a Stralsund e...